Siamo presso l'oratorio San Giovanni Bosco di Aragona, dove oggi saranno somministrati i vaccini. Una bella iniziativa, quella presa dalla Regione Siciliana con l'Ordine dei Medici di Agrigento, l'ASPI di Agrigento e la collaborazione chiaramente della comunità ecclesiale di Aragona. Sono già pronti i vaccini per essere somministrati. Noi sentiamo qualche medico, c'è anche Don Angelo Childura che è arrivato. Prego Don Angelo, oggi la giornata dei vaccini, una cosa molto ma molto importante. Inizio proprio con lei. La comunità ecclesiale di Aragona ha raggiunto il numero e si faranno stamattina i vaccini alle persone dai 69 ai 79 anni. Ecco, grazie a tutti i medici, gli operatori che si sono organizzati per offrire questo servizio alla comunità di Aragona. Noi abbiamo messo a disposizione gli spazi proprio per andare incontro a tutte quelle persone che hanno difficoltà a muoversi da Aragona per raggiungere altre postazioni di vaccinazione, ed è un servizio che facciamo con piacere perché le cose si possono realizzare quando c'è questa collaborazione, questa sinergia tra le varie istituzioni. Grazie ancora a tutti gli operatori. Grazie a Don Angelo, grazie all'Ordine dei Medici, grazie all'ASPA, anche oggi impegnati nella lotta al Covid-19. L'atto della vaccinazione è uno strumento di prevenzione importante, importantissimo, che portiamo avanti quotidianamente e costantemente con l'informazione e oggi con l'atto della somministrazione propriamente detto. Grazie a tutti i colleghi che sono qui, colleghi medici, colleghi infermieri e tutti gli altri. Sabato dei vaccini ad Aragona, grazie a una bella sinergia tra l'Ordine dei Medici, l'ASPI di Agrigento, la comunità ecclesiale. Dottore, una bella iniziativa questa. Una bellissima iniziativa tra la CEI siciliana e tutti gli ordini dei medici delle 9 province, era doveroso da parte mia venire a visitare la parrocchia della Chiesa Madre di Aragona, dove i volontari, il dottore Graceffa, la dottoressa Scicolone e il dottore Castellino, hanno offerto la propria professione, in un giorno festivo, hanno voluto donare, come si suol dire, e d'altro canto siamo in un ambiente, la Chiesa Madre, dove il dono è la cosa più bella che ci può essere. Sono contento per questa iniziativa da parte anche dell'Ordine dei Medici di Agrigento nel fornire alcuni volontari per le parrocchie. C'è stato qualche defaillance in alcuni centri della provincia dove non si è potuto raggiungere il numero minimo di 50, e sarà stata sicuramente la festività, però in ogni caso è lodevole. Presidente, magari qualche dubbio è nato su questo discorso sull'AstraZeneca, se vuole dare un conforto agli utenti su questa situazione. Ma l'AstraZeneca è sicuro al pari degli altri vaccini. Se noi vediamo nella casistica mondiale le controindicazioni sono uguali o forse meno degli altri. C'è qualche effetto indesiderato in più per quanto riguarda la cefalea, per quanto riguarda i dolori muscolari, la febbricola, però ciò non significa che non è sicuro e non è tranquillo. Alcuni casi ci sono stati di trombosi cerebrale, probabilmente è da accertare intanto ancora se c'è correlazione tra questa patologia e il vaccino, ma probabilmente ci sarà forse qualche alterazione a livello circolatorio, a livello di piastrine, a livello di problemi circolatori, Ciò non toglie che è sicuro. D'altro canto noi dobbiamo avere piena fiducia nella scienza, piena fiducia negli enti regolatori che sono l'EMA a livello europeo e l'AIFA a livello nazionale, quindi io invito i cittadini a stare sereni.